Noi lo commemoriamo, lo celebriamo, lo festeggiamo questo 1° maggio, però io dico che una partita che è strategica, oltre a quella delle morti sul lavoro, che sono assolutamente quello che per noi deve essere l'obiettivo massimo di azzerarle, di riuscire a diminuirle portandole a zero. L'altro ovviamente obiettivo è quello della parità di genere. È un primo maggio in chiaroscuro per l'economia veneta. Dalla variazione congiunturale del PIL regionale elaborata dalla CGA di Mestre su dati Istat, negli ultimi 12 anni l'economia del Veneto è calata dell'1,5%. Nell'ultimo triennio, con un aumento dello 0,4%, il Veneto è sotto l'1% della media nazionale. L'Emilia-Romagna sale invece del 2,2% e la Lombardia del 3,5%. Secondo Arturo Lorenzoni, portavoce dell'opposizione in regione, è evidente da questi dati che non paga lasciare che l'economia si gestisca da sola, senza guidare i processi come ha scelto Zaia fin dal suo primo mandato 14 anni fa. Fisco e burocrazia continuano intanto a pesare sulle nostre imprese, nonostante il calo della tassazione media. Secondo l'osservatorio fiscale di CNA Veneto, le micro e piccole imprese, cioè il 90% del tessuto economico regionale, lavorano più di 6 mesi l'anno solo per pagare le tasse. C'è ancora diversa strada da fare, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione completa dell'IRAP e tutta una progressiva rimodulazione dell'IRPEF che deve essere parte integrante della nuova delega fiscale che è in fase di discussione. Rimane poi in primo piano la tragedia delle morti sul lavoro. Per l'Osservatorio Sicurezza Vega di Venezia già quasi 200 vittime tra gennaio e marzo, con una media italiana di 15 decessi alla settimana. Il Veneto rimane tra le regioni più colpite. Ance Veneto, l'associazione dei costruttori edili, dice no alla nascita indiscriminata di nuove imprese senza esperienza e con solo obiettivo il profitto. Un terzo dei cantieri non è a norma e ovviamente quando questi cantieri non sono a norma è ovviamente più facile che possano succedere, come effettivamente sta succedendo, aumentando anche il numero dei morti.